si è svolto a Roma Maker Faire, che è il più grande evento europeo sull'innovazione. Ovviamente le misure di restrizione per la pandemia del Covid hanno fatto svolgere anche questo evento in modalità online. È stata dunque un'edizione completamente digitale, fruibile grazie a una piattaforma dedicata, una piattaforma divisa in diversi canali tematici, dedicata ai principali topics di Market Faire e con un canale main sempre live nel quale sono state raccontate le storie dell'innovazione. Perché l'innovazione è importante? Non solo perché ci permette di aumentare la capacità di ricchezza, creare posti di lavoro, essere tutti più in grado di affrontare un futuro che abbiamo visto è pieno di insidie, ma soprattutto perché dimostra che l'innovazione o è per tutti o aiuta tutti, altrimenti è inutile. In questo momento le imprese devono investire in innovazione, in formazione per migliorare le skill dei propri dipendenti e per migliorare il tasso di innovazione delle proprie aziende in modo tale da trovarsi pronte nel momento in cui speriamo questa fase pandemica finisca definitivamente. Essere innovativi vuol dire anche portare redditività nelle campagne, vuol dire avere un ecosistema che può aiutare chi decide di andare a vivere nelle zone rurali, chi decide grazie allo smart working di cambiare la propria esistenza. Noi in Italia abbiamo una vera e propria eccellenza della robotica. Quello che probabilmente l'Italia potrebbe fare di più è incentivare uno spirito imprenditoriale, cioè di dedicare capitali per investire nel meglio della ricerca e della tecnologia italiana. Oltre 300 gli stand virtuali che hanno presentato prototipi e progetti innovativi. Filo è una PMI innovativa che sviluppa prodotti IoT e nasce nel 2014 sviluppando FiloTag, un piccolo dispositivo che veniva attaccato a chiavi, portafoglio, zaino ed aiutava a tenere sotto controllo le cose a cui veniva attaccato. Lavoriamo principalmente con stampanti 3D. Durante la prima ondata della pandemia Covid-19 ho lavorato all'interno dei reparti di malattie infettive per andare a realizzare oggetti e dispositivi che in quel momento mancavano.